Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Sveva, e allora credo che tu mi senti e veda anche la condivisione schermo, vero? Sì, ti vediamo e ti sentiamo. Perfetto, e allora grazie Sveva, un buongiorno soprattutto a voi, all'Italia, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà, voi che, come afferma lo slogan della recente Pontida, siete liberi, forti e senza paura. Allora oggi vorremmo soprattutto essere liberi però da scioperi selvaggi e illegali, da proteste violente che mettono a ferro e fuoco le nostre città, che bloccano il paese e che causano un danno di quasi 1 miliardo di euro. E come ha dichiarato il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, lo sciopero è illegittimo. I lavoratori che scioperano illegittimamente rischiano delle sanzioni. Ma il danno, come ha ricordato ieri anche il nostro direttore Giovanni Sallusti, deriva anche dalla chiusura degli uffici pubblici, il che vuol dire congelamento di pratiche, di investimenti, di progetti e insomma il costo della macchina pubblica ferma può essere valutato attorno ai 130 milioni di euro. E allora oggi ci occuperemo di questa rivolta sociale che è stata capitanata da Landini, ma poi anche della notizia di ieri sera, ovvero l'accettazione da parte di Hamas di questo piano di pace che è stato proposto da Trump, e Hamas si dichiara pronta a liberare gli ostaggi israeliani. Vedremo se poi nelle prossime ore manterrà fede a queste promesse, perché Trump aveva detto saremo poi pronti a mandarvi agli inferi se non rispetterete queste condizioni. E sul punto ieri sera abbiamo sentito proprio la dottoressa Fiamma Niresten, siamo in attesa di farvi sentire il suo messaggio, il suo contributo a commento di questa svolta, quindi vi terremo aggiornati, ma poi naturalmente anche il focus sulle prossime elezioni regionali, in particolare quelle campane, quindi con l'intervista che abbiamo registrato a Luigi Barone, responsabile coesione territoriale ZES per la Lega. Vi ricordate, lo scorso sabato poi non avevamo potuto tenere il collegamento con lui, ma abbiamo ragionato non solo di terra dei fuochi, del decreto terra dei fuochi con lui, ma anche della prossima manovra finanziaria, in particolare di questo contributo da chiedere alle grandi banche, contributo da inserire poi nella manovra finanziaria. Nel finale di puntata ci collegheremo sempre con il nostro Matteo De Sio, conduttore per questa radio del programma del lunedì della Rido Io l'America. Intervisteremo con lui il giornalista Giuseppe Brienza. Come sapete, Brienza scrive per corazim.org, corrispondenza romana, e con lui parleremo del disegno di legge proposto dal ministro Valditara sul cosiddetto consenso informato preventivo da fornire dai genitori degli alunni, proprio per alcuni temi educativi considerati sensibili. Ma non solo, perché poi con Brienza parleremo anche dell'intervento che ha tenuto il ministro Valditara all'evento di Nazione Futura della scorsa settimana, l'Italia dei Conservatori, un intervento focalizzato proprio sul tema della scuola del merito. Le vostre opinioni, vi ricordo sempre, sono fondamentali e essenziali, quindi terremo sempre il filo diretto con voi. Diteci ovviamente tutte le vostre opinioni, ovviamente ci scrivete sempre sul 340 6709 659, potete mandarci dei messaggi scritti, anche dei vocali, ma ovviamente potete anche chiamarci sulla nostra linea telefonica dello 02 9294 7222, 3 volte 2 finale. Potete scrivere i vostri commenti sotto le dirette Facebook della pagina della radio e della Lega, quindi ci potete sentire da lì, non solo dal canale digitale della Radio DAB, ma anche dal nostro nuovo sito internet, quindi di radiolibertà.net, e ovviamente anche dall'app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi iOS e Android, e naturalmente dal canale YouTube. E poi vi rinnovo il consueto invito, perché se siete stufi di questo panorama mediatico in cui spadroneggia il politicamente corretto, se volete veramente sentire una radio libera, allora abbonatevi a Radio Libertà, quindi sosteneteci. Basta sempre poco per aiutare questa radio, che è un unicum, e quindi potete andare sulle sezioni del nostro sito, abbonati e dona ora, andate lì e potete quindi dare il vostro contributo. Allora, avete visto in condivisione la prima pagina di oggi della Verità: italiani paralizzati, quello che dicevamo di questo blocco, volano solo gli onorevoli velisti, che sono ritornati quindi da Israele. Nonostante quindi la bassa adesione dei lavoratori, i sindacati e facinorosi che provocano il caos, ma Scotto, Scuderi e compagni rientrano a Tel Aviv senza problemi. Salvini dalla CGL, scusate, una guerra politica. Ci sono 55 agenti feriti.
Israele che denuncia il bluff, sulle barche non c'era alcun aiuto alimentare. Avete visto infatti immagino in tanti il video girato da questo poliziotto israeliano che è arrivato a bordo di una delle imbarcazioni della flottiglia, no, si chiedeva: "Ma siamo andati sulle stive, abbiamo analizzato un po', le navi, visto, ma dove erano dopo queste ispezioni, ma dove erano questi aiuti che non abbiamo trovato nulla?" Quindi pensate a che punto siamo arrivati. Abbiamo parlato per settimane di questa iniziativa umanitaria che non ha tenuto conto poi degli inviti di Mattarella, degli inviti del cardinal Pizzaballa a cercare di far pervenire gli aiuti attraverso i canali ufficiali. Vi ricordate, no, si era attivata anche questa mediazione proprio del Patriarcato Latino di Gerusalemme e alla fine si sono scoperte le carte e si è visto che dietro questa presunta in questo pretesto umanitario, presunta iniziativa umanitaria, si celava un'azione politica. L'editoriale di Belpietro: chi cavalca un'intifada senza senso non può governare, sinistra da piangere, si può paralizzare un paese intero per questioni di basso calcolo politico e per di più sfruttando cinicamente la tragedia di Gaza? E qui giustamente si è fatto notare che la popolazione civile di Gaza è vittima 3 volte, è vittima quando magari ci sono, degli errori, possono esserci delle ripercussioni per la guerra che Israele conduce contro Hamas. È vittima soprattutto di Hamas che la tiene come scudo umano. Infatti i vertici di Hamas l'avevano detto, che avrebbero cercato poi di trasformare se stessi in vittime, come? Irrorando di sangue dei martiri dei civili palestinesi, la propria, presunta rivoluzione. Ma poi sono vittime anche di questa sinistra globale che la sta sfruttando, che sta sfruttando la popolazione civile palestinese, la sta sfruttando per i propri scopi strumentali e politici. Ormai è evidente che quella spacciata per missione umanitaria, non soltanto questa sulla flottiglia, scrive Belpietro, non è mai stata tale questa missione umanitaria, perché gli stessi organizzatori alla fine avevano ammesso di aver agito con un obiettivo esclusivamente politico, ma non aveva fin dall'inizio alcuna possibilità di conseguire il proprio scopo. E insomma, nonostante la scelleratezza dell'operazione si è fatto male, però qui prosegue, vedete a pagina 3 Belpietro, i danni ci sono stati ingenti. Chi gioca all'intifada per calcolo, che si taglia fuori dalla guida dell'Italia, non potendo rimproverare altro alla Meloni, hanno deciso di chiamare alla sommossa per la Palestina, su cui il governo nulla può. Chi affiderebbe il futuro del paese a dei leader politici così irresponsabili? Ed era anche la domanda che c'eravamo posti che si era posto Daniele Capezzone, vi ricordate, proprio all'evento di Nazione Futura, si era chiesto: "Ma questi parlamentari che sono lì a bordo della flottiglia, che non sono nemmeno in grado poi di impartire loro ordini di navigazione, di decidere il futuro dell'operazione, che sono in balia un po' degli eventi, un po' di questi attivisti, e questi magari pretenderebbero anche di governare un paese, di essere al timone dell'Italia." Insomma, abbiamo visto scontri facinorosi, i soliti insulti, le solite minacce. Avete visto anche la minaccia a Matteo Salvini, addirittura con l'augurio di fargli fare la fine di Charlie Kirk. Su questo ci torniamo perché oggi poi ovviamente le testate su questo insistono. L'esecutivo spagnolo decisamente pro palla ha agito proprio come noi, le navi di Madrid non sono certo andate a speronare quelle israeliane e i presunti moderati di centrosinistra come Calenda, Renzi e Ruffini devono spiegare come fanno a intendersela con costoro. E quindi Belpietro qui spiega alla fine, tutto ciò è vero e nessuno che sia intellettualmente onesto può sostenere che non lo sia, perché scatenare un'intifada a casa nostra, infatti le scene che abbiamo visto ieri erano proprio quelle di un'intifada, di una guerra che si è creata, che si è appunto innescata qui a casa nostra. E allora vedete, ritornando qui, poi alla prima pagina della Verità, giornata di pesanti disagi per centinaia di migliaia di italiani, e poi la grande inchiesta sulla sanità emiliana, vedete 572 morti, pensate, per codice errato, l'ecatombe in un solo anno, il sistema presentato come modello che affonda tra ambulanze cieche, trucchi sulle liste d'attesa, a un buco di 645 milioni. Per risparmiare il Rizzoli chiude le sale operatorie per un mese. E poi qui invece l'inchiesta di Francesco Borgonovo, cioè su, i reduci della flottiglia, anche il giornalista che irrideva e insultava chi non aveva il Green Pass.
furbetto, Saverio Tommasi ha approfittato della spedizione in barca a vela proprio per fare pubblicità al suo ristorante, e l'avevamo detto che poi in tanti si son fiondati lì tra parlamentari, consiglieri, giornalisti, attivisti, influencer, tutti alla ricerca di visibilità. La sinistra a trazione grillina che rischia il secondo KO in appena 7 giorni, questo per il voto in Calabria. Ovviamente poi affronteremo il tema perché sapete, con tutte le promesse di Tridico e la cancellazione del bollo dell'auto, la promessa di assumere ancora più forestali, e giustamente tutti dicono: "Ma allora, cioè, abbiamo qui veramente di nuovo Cetto la qualunque con queste promesse mirabolanti che ci regala ogni giorno". E allora urne aperte da domani in Calabria, dove i cittadini dovranno scegliere il nuovo presidente della regione. Il governatore uscente di centrodestra Roberto Chiudo punta alla riconferma contro il candidato del Campo Largo, Pasquale Tridico, imposto dal Movimento 5 Stelle. E poi psicodramma droni in Germania, ma non se ne becca uno russo. Sapete quanto è stato rilanciato questo allarme. C'era pure chi aveva sostenuto i droni arriveranno in Italia, insomma c'è chi continua a soffiare su questa miccia, su questo rischio di una guerra ormai totale tra NATO e Federazione Russa, ma alla fine quindi non se ne becca nemmeno uno russo di questi droni, perché qui scrive Maria Vittoria Galassi: "La pioggia di droni non si placa, ma ancora una volta non c'è quello fumante per incastrare Putin". Ieri è stata la Germania a denunciare l'invasione di apparecchi senza pilota nei pressi dell'aeroporto di Monaco, chiuso per diverse ore, sorvoli sospetti anche in Belgio, mentre il segretario della NATO Rutte continua a mettere in guardia dai russi. Eppure gli unici arrestati sono tedeschi. E poi, a proposito del Covid, gli studi sui nati durante il lockdown rilevano deficit motori e di socializzazione, quindi la generazione Covid che arriva a scuola e son guai. E scrive Matteo Carnieletto, vi ricordate, anche lui spesso nostro ospite qui su Radio Libertà: "A 6 mesi dalla loro nascita i bambini nati durante la pandemia hanno maggiori difficoltà motorie e sociali". Questo indipendentemente dal virus contratto dalle loro madri. Nella bergamasca aumentano a dismisura casi di autolesionismo, che è stato dovuto proprio al lockdown, tanto che si inizia a parlare di emergenza. E poi, a proposito di gruppo J di Elkann che tifa per Landini, la stampa ai cui padroni Landini ha risparmiato, uno ha in mente solo di frequentare il capitalismo super intelligente e super cool di Amazon, Meta, Tesla, scrive Francesco Bonazzi, e invece l'altro ormai ha testa solo per la propria ascesa politica alla guida della sinistra italiana. E questi sono un po' i conflitti di interesse appunto di questo, capitalismo, di questo gruppo editoriale che poi alla fine sapete, no, è un po' il contraltare del governo. Invece, a proposito della sanità emiliana, di questa inchiesta, qui scrive Giorgio Gandola a pagina 14, quindi nel 2024, per colpa della sottostima dell'urgenza sulle chiamate del 118, si sono verificati 572 decessi nelle 9 province, con persone classificate a basso o medio rischio. Molte ambulanze che sono prive di navigatore satellitare, e sul comparto quindi pesa questo buco nei confronti dai 645 milioni di euro. Allora andiamo a pagina 14 per aprirlo un attimo, sono già le 8:30, qui prima della pausa. Vedete, sanità emiliana, 572 morti per codici errati, quindi questa sottovalutazione delle chiamate al 118, le ambulanze che viaggiano al buio per la mancanza del GPS, Rizzoli che chiude le sale operatorie per risparmiare. E poi, a margine del dramma, fa capolino questa curiosità, qui appunto stavamo leggendo, anticipando: le ambulanze del 118 non hanno a bordo un sistema di navigazione satellitare. Ma allora Sveva, se sei d'accordo, anche se abbiamo iniziato più tardi, io direi comunque di fare questo break, no, delle 8:30, e ci ritroviamo fra poco. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Sveva. E qui vedete sempre
sapete che appunto a pagina 14 della Verità, anche questo aggiornamento sulla situazione del voto per la possibile revoca dell'immunità alla Salis, Ilaria Salis. Vi ricordate, sul punto era intervenuto anche il generale Vannacci, che aveva spiegato molto chiaramente: ma l'immunità dovrebbe essere collegata all'esercizio, no, del proprio incarico, quindi a quello che uno dice e compie esercitando quel mandato che è stato conferito dagli elettori. Ma qui invece si tratta di valutare delle condotte, a parte che comunque dalle indagini, dal processo che si stava tenendo, si erano rivelate questi fatti, questi atti, questi reati si erano insomma quasi accertati, già comunque erano di una evidenza, già quasi acclarati, ma comunque atti commessi prima ovviamente dell'elezione. Anzi, lei si è fatta eleggere proprio per sfuggire a questi procedimenti, a questi processi. Atti violenti, atti che quindi non hanno nulla a che fare con l'esercizio di un mandato di rappresentanza popolare, di europarlamentare. Quindi qual è il senso? E la domanda era anche: ma qual è il senso del PPE, che dovrebbe stare nel centrodestra, perché si era visto che insomma alcuni settori, anzi la gran parte del PPE, si era orientato proprio per concedere e mantenere l'immunità. E adesso starebbe cambiando idea. Vedete, PPE verso il no all'immunità, la conferma dell'immunità per Ilaria Salis che si allontana. Il portavoce del gruppo del PPE all'Eurocamera, Daniel Koester, ha risposto così a una domanda sul posizionamento del PPE sul voto per la revoca dell'immunità dell'eurodeputata di AVS, Ilaria Salis, e dell'ungherese del PPE, Peter Magyar, previsto per martedì 7 ottobre a Strasburgo. Per il PPE i casi di Ilaria Salis e Peter Magyar sono completamente diversi. Ilaria Salis ha commesso atti violenti prima del suo mandato. Peter Magyar è il leader dell'opposizione ungherese e siamo a un paio di mesi prima delle elezioni nazionali. Per noi si tratta di due casi completamente diversi e agiremo in modo diverso. E allora qui vedete, poi prosegue questa inchiesta che vi stavo dicendo prima. A pesare c'è anche un buco nei conti del comparto da 645 milioni di euro, ma il governatore non ha mai attuato un taglio delle spese inutili. Questa inchiesta, no, su tutti gli scenari che si sono creati per la sanità emiliana. E poi per l'inserto invece sul nuovo numero di Panorama: l'intelligenza artificiale ci rende più stupidi. Ecco, questa è una riflessione che oggi viene ripresa anche, è un tema sempre di attualità, no, lo sapete, ma oggi anche, sul Corriere della Sera, proprio dal caffè di Gramellini. Allora ve lo apro subito, andiamo un attimo così almeno cambiamo testata, perché vedete dobbiamo fare veramente una cavalcata oggi. E allora Corriere della Sera che dice qui, Gramellini, vedete il caffè: "Ma pensarci prima, si fa fatica a restare indifferenti di fronte al drammatico appello di scienziati e premi Nobel contro i rischi dell'intelligenza artificiale, che è appena entrata nelle nostre vite e già promette di sottometterle." La riflessione qual è qui di Gramellini? Dice: "Ma adesso tutti che ci lanciate allarmi, che ci dite che ci rende più stupide, che più stupidi come persone, che ci impedisce magari di ragionare, che ci rende più pigri, ma appunto pensarci prima, non li sapevate questi rischi, l'avete fatta apposta." Tra i firmatari ci sono i pionieri del settore ed è anzitutto a loro che verrebbe voglia di chiedere: "Ma non potevate pensarci prima? Quando l'avete creata questa benedetta intelligenza artificiale, non immaginavate che sarebbe potuta sfuggire al vostro controllo, che avrebbe creato milioni di disoccupati e manipolato la realtà, che sarebbe arrivata a impersonare gli esseri umani, tanto che oggi non siamo più in grado di riconoscere se la foto dove il nostro amico, il noto politico balano per strada in mutande sia autentica o generata dalla AI?" La lucidità con cui mettete in guardia i governi dai rischi di ciò che avete progettato non poteva soccorrervi al momento della creazione? Eh sì, già, qui conclude Gramellini, tutto era spiegato nei film di James Bond, dove i cattivi maneggiano con maestria le tecnologie più avanzate. Possibile che gli scienziati veri non ne abbiano mai visto uno? E invece poi prima pagina del Corriere della Sera di oggi con questi editoriali sulle manifestazioni. Qui ci trovano d'accordo gli slogan e gli insulti: "Giorno più lungo, tempo di bilanci", scrive Roberto Gresti, e "Lo sciopero di solidarietà con Gaza", scrive lui, "è riuscito, cortei di lavoratori e studenti, piazze stracolme in tutte le città", però poi forze dell'ordine attente che hanno mostrato d'utilità nelle situazioni più critiche, hanno contribuito a ridurre i conflitti. Però blocchi stradali sulle autostrade, stazioni blindate, binari occupati, agenti feriti, contusi e scontri mai abbastanza ridotti. Insomma, poi l'abbiamo detto del danno
e qui vi riprendo anche l'articolo, l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, probabilmente l'avete già letto, sentito, no, di ieri, vedete la rivolta sociale di Landini che ci è costata 1 miliardo. Prima in apertura abbiamo ricordato le stime del danno che si è creato, vedete in una sola giornata di sciopero, infatti poi possono saltare oltre 1,2 milioni di prestazioni, tra cui 15.000 interventi chirurgici e 100.000 visite specialistiche. La stima più prudente calcola in 579 milioni di euro la perdita in questo settore, ma bisogna tenere in conto soprattutto la perdita sociale ed esistenziale. C'è poi il dramma dei trasporti che ha toccato chiunque abbia la sfortuna di non essere un privilegiato della ZTL, di quella sinistra al caviale, no, e quindi sta fuori dall'unico elettorato di riferimento rimasto alla sinistra. E a proposito poi delle riflessioni del nostro direttore Giovanni Sallusti, andiamo sulla prima pagina di Libero di oggi, perché vedete qui si riporta proprio l'analisi di quelle che sono le reazioni del mondo cattolico di fronte all'iniziativa della flottiglia e di fronte poi alla piega che hanno assunto gli eventi, anche con il piano di pace proposto da Trump. Perché poi qui vedete vescovi versus Papa, qui siamo sulla prima pagina di Libero che intanto titola giustamente, e dopo approfondiamo appunto il tema, il piano di pace di Trump, la risposta di Hamas che dice sì, terroristi verso la resa, apertura al piano di pace, pronti a liberare gli ostaggi e lasciare il controllo della striscia, l'Italia invece che è ostaggio dei propale della sinistra, città bloccate, scontri con la polizia. Ma qui appunto scrive il nostro direttore i cattolici che sputano sulla tregua. A pagina 14, con anche un'analisi di alcune posizioni di Avvenire, perché qui giustamente lui scrive: "Per quello che troviamo scritto su Avvenire sembra più invece il manifesto". E dice la differenza, qui vedete precisa, se non per un'efficacia nettamente minore nella titolazione. Però appunto che cosa è successo? Che alla fine stanno quasi smentendo o comunque ignorando quello che aveva detto Sua Santità Papa Leone XIV, perché lì, sono, come dire, quasi arrivati appunto a mettere in discussione il dogma dell'infallibilità papale. Ad Avvenire questo Avvenire zuppiano, sempre più indistinguibile dal manifesto, quindi non si perdono d'animo, la linea diventa: accettiamolo, no, questo compromesso, questo piano di pace proposto da Trump, accettiamolo perché è necessario, anche se fa schifo e chi lo propone fa ancora più schifo. Perdonerete la semplificazione rustica, qui chiosa appunto Giovanni Sallusti, ma a volte bisogna parlar chiaro, a volte il nostro dire deve essere sì, sì, no, no. Ci pare di ricordare, no, appunto la massima evangelica. Il compito è affidato tramite editoriale di prima pagina di giovedì a Riccardo Redaelli, sapete professore di storia e istituzioni dell'Asia all'Università Cattolica di Milano, il quale Redaelli, pronti via, si avventura in un paragone storicamente troppo baldanzoso. Sentite, come nel 41 Churchill accettò di allearsi col diavolo Stalin di fronte all'invasione nazista dell'Unione Sovietica, oggi dovremmo avere lo stesso spirito nel giudicare la proposta di pace fatta da Donald Trump. Insomma, Donald Trump come Stalin, Donald Trump un dittatore, Donald Trump responsabile di eccidi, di massacri, dello sterminio, non lo so, dei culati ucraini. Ma vi rendete conto di quello che si sente scrivere, che si legge? Il macellaio bolscevico responsabile di 20 milioni di morti come il presidente della più grande democrazia liberale del globo. Da qui è tutta una discesa a capofitto verso il non senso. Ma prendiamo tempo, suggerisce Avvenire, qui vi leggo dalla conclusione, poi ovviamente recuperatelo tutto, no, questo articolo vi dicevo a pagina 14 di Libero di oggi, il nostro direttore. Incassiamo l'obbrobrio presentato dall'orco col tupè per cambiarglielo sotto il naso, qui ovviamente, no, si prende il punto di vista di questi editorialisti di Avvenire, di un Avvenire dicevamo zuppiano, che però è più zuppiano che invece appunto prevostiano, che piuttosto che seguire le indicazioni del pontefice, e qui c'è scritto quindi di prendere questo accordo tramite un processo progressivo e incrementale di miglioramento e di coinvolgimento anche della componente palestinese. Insomma, da quelle parti sul processo di pace sono un po' più tiepidi di tutti quegli stati arabi e musulmani, parliamo in realtà di realtà come il Qatar e la Turchia, che non sono sicuramente accusabili di filosionismo e che stanno premendo su Hamas perché accetti. Insomma, siamo al paradosso
e questo è stato fatto notare, al paradosso per cui gli estremisti nazi-islamisti di Hamas accettano, adesso però bisognerà vedere come accettano, come seguono le condizioni, come rispettano, se veramente liberano tutti gli ostaggi, che cosa succede. Però intanto a parole hanno detto di sì. Questa è la grande novità. E invece magari dall'albanese o da altri, no, presunti comunque maîtres à penser intellettuali c'è, tutta questa resistenza e una sorta, no, quasi di scetticismo. E insomma sono più moderati i nazi islamisti di Hamas. Con iperbole tragicamente ironica si potrebbe dire che appunto l'organo dei vescovi riprende piuttosto le posizioni dell'ala moderata del movimento di resistenza islamica nel movimento islamico, quello quel filone, quella branca, no, che è in esilio nell'Emirato Qatariotto e che starebbe valutando appunto di firmare la proposta americana previa qualche miglioria. Ma la questione è tremendamente seria, l'ha sezionata l'altro ieri Antonio Socci su Libero e riguarda la confusione che c'è nella Chiesa cattolica e nei suoi media di riferimento. Questa confusione ideologica e comunicativa che su Avvenire ha visto in poche settimane censurato 2 volte lo stesso Papa, quando ha affermato che non si può brandire la parola genocidio contro Israele e quando appunto sostenuto dichiaratamente il piano di Trump. Sia il vostro dire sì, sì, no, no, ma non esageriamo, ogni tanto forse è meglio. E qui è stato citato scusatemi, Antonio Socci, che, scrive oggi anche su pagina 26 di Libero. Allora, prima poi di far partire l'intervista al nostro ospite, così il nostro ospite Luigi Barone, l'abbiamo appunto registrata ieri, ci siamo occupati di elezioni regionali in Campania, ma non solo, anche del contributo, dicevamo, da chiedere alle grandi banche. Vi cito questo, visto che l'abbiamo appunto menzionato, Antonio Socci, lo show di Landini per cercare la leadership. E qui il suo libro Maurizio Landini, un'altra storia, recuperatelo anche quest'articolo, qui vedete siamo a pagina 26 di Libero di oggi, poi anche l'analisi della figura della Thatcher, la Lady di ferro, la Lady che salvò il Regno Unito scegliendo di mettersi nei guai. 100 anni di Thatcher, scrive Corrado Cone, per questo centenario della nascita della storica premier britannica, arriva un saggio che dimostra la lungimiranza della sua politica a partire dall'Unione Europea, lei che aveva espresso scetticismo su un'Unione Europea che rischiava poi di diventare una sorta di soviet supremo, no, che avrebbe ridotto la sovranità degli stati, magari ci sarebbe stato appunto un diritto comunitario che poteva prevalere, come sta succedendo, sulle legislazioni nazionali, portò in dote al paese coraggio e speranza, ritenuta una pervenue per le sue origini sociali, parlava al popolo e non agli intellettuali, e invece qui Socci, dicevamo, che analizza la figura di Landini, il suo Un'altra storia, e che poi qui si conclude praticamente senza citare il disfacimento del comunismo, il crollo, perché è tutto un libro che racconta la sua vita della sezione della CGIL, vedete la sezione Le Feste dell'Unità, la Camera del Lavoro. A leggere il libro di Landini non si capisce poi cosa sia successo al comunismo. Gli dedica solo una riga a pagina 85. Nell'89 cadde il muro di Berlino e si disgregò l'Unione Sovietica. Basta, fine della storia, punto e fine, niente da dire, riflessioni zero. Cioè interrogarsi sul perché sia successo questo, no, è assolutamente inutile, fuorviante. Ma allora scusatemi perché io vedo che ci ha contattato la dottoressa Fiamma Nirenstein proprio per questo tema del piano, no, di Trump proposto, accettato da Hamas. Allora chiedo a Sveva se puoi magari provare a contattare la nostra ospite, perché probabilmente, no, tanto credo puoi, non dico già istantaneamente, ma quasi, tanto comunque dalla rubrica della radio, perché a questo punto io con voi vi apro anche quelli che sono i punti del piano Scusami di Pier Trump. Vittorio, Sì, mi puoi dimmi. ridire il nome della persona da chiamare? Sì, 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 la dottoressa Fiamma Nirenstein, e sai probabilmente puoi già farlo adesso dalla rubrica, così io intanto vi condivido anche, il piano di Pier pace, cioè Vittorio, scusami, sì. chiamo subito la dottoressa, ma la differita non la mandiamo? E a questo punto la mandiamo dopo, visto Okay. che appunto la dottoressa Nirenstein ci ha dato la disponibilità adesso, io credo che tanto tu abbia già, no, il contatto pronto, quindi altrimenti te lo sto rigirando anche adesso. Ce l'ho, non ti preoccupare, ora la chiamo Perfetto, okay. subito. Inviato, ma io allora intanto vado qui sul Corriere della Sera all'interno, perché
Vedete, qui abbiamo intanto quello che è un po' il riepilogo di quello che è successo ieri. Siamo a pagina 2, 3, vedete, siamo 2 milioni, Palestina libera, la mobilitazione in tutta Italia tra slogan e insulti, Landini in prima fila con la leader degli attivisti, lo stipendio ai ministri lo paga chi oggi è qui, l'accusa Salvini, Pier minaccia persone Vittorio, per bene. scusami, la Sì. dottoressa è in linea. Ah, perfetto, grazie mille Sveva, grazie soprattutto alla dottoressa Fiamma Niresen. Dottoressa, ci Sì, sente? sì, buongiorno, Grazie, buongiorno. grazie per averci Prego, raggiunto. le E parlo. allora la domanda è proprio questa, cioè abbiamo sentito questo sì, ma è un sì di cui ci si può fidare, si manterrà fede alle promesse, Lei è sta un sì parlando del sì di Hamas in questo esatto, momento? esatto, Guardi, il sì allora di Hamas, diciamo sì. questo, lo sviluppo delle cose è questo. Prima di tutto c'è la proposta di Trump, che è la proposta di Israele, quella cosiddetta dei 21 punti, che poi erano 20, va bene? Questa proposta sostenuta da 8 paesi arabi, anche dalla Turchia, che non è un paese arabo, e quindi diciamo così una grande pressione in questo senso, soprattutto da parte degli americani, mentre all'interno di Hamas si crea una spaccatura anche fra la parte interna di Hamas, guidata da Izzadin al-Haddad, e poi invece la parte esterna, che spinge, diciamo, dicendo non abbiamo più armi, restituiamo gli ostaggi e cerchiamo un compromesso, ponendo magari delle altre condizioni. Nel frattempo viene la proposta di Trump, viene la pressione ulteriore di Trump, no? Quella di ieri durante la giornata, il quale dice avete solo fino a lunedì all'alba, e poi dopo su di voi cadrà la mia terribile collera, di cui ancora non si capiva niente, ma insomma si può immaginare che qui ci sia anche un accordo con Israele, che se questi ostaggi non vengono consegnati si va a prenderseli, va bene? Quindi questa era la situazione fino a poco fa. Poi Hamas allora dice di sì, e naturalmente di Hamas non ci si può mai fidare quando dice di sì, però dice un suo sì, e in questo suo sì sono contenute delle condizioni che riguardano la presenza di Israele all'interno, la gestione futura della striscia e vari altri punti che propongono di fatto che cosa? Una riapertura della trattativa, perché se ci sono due punti chiarissimi da parte di Israele per accettare un cessate il fuoco, uno è quello della restituzione degli ostaggi e l'altro è quello che Hamas venga esautorato e disarmato in maniera definitiva. Invece in questa seconda parte chiamiamola trattativa, insomma delle richieste di Hamas, ci sono delle richieste che infrangono questo modo di vedere le cose, però ci sono. Cosa succede a questo punto? Qui c'è il colpo di scena di alcune ore fa, poche ore fa, 3-4 ore fa, in cui Trump dice va bene, allora Hamas ha detto sì, restituisce tutti gli ostaggi, accetterà gli altri punti, quindi io dico che la guerra è finita, dobbiamo accettare questo stato di cose. Siamo a Shabbat, Shabbat in Israele la politica riposa, diciamo così, durante Shabbat. Da parte dei politici ancora non abbiamo risposte, però abbiamo a questo intervento di Trump una risposta sul campo, cioè il capo di Stato Maggiore convoca i vertici dell'esercito, questo sta accadendo in questo momento mentre ci stiamo parlando, e tacciano le armi. Quindi c'è in questo momento, mentre ci parliamo, di fatto un cessate il fuoco. C'è una grande gioia, diciamo così, da parte della gente a Gaza, che va per le strade e distribuisce i dolci come è nella sua tradizione. Adesso dobbiamo vedere, uno, se Hamas ci ridà gli ostaggi, perché questo è il punto essenziale della faccenda. Bisogna vedere se veramente riesce a ritrovarli, perché li ha distribuiti fra i suoi aguzzini di qua e di là, batte la pesca se riesce
a ritrovare i 20 vivi e gli altri e i corpi, deve restituirli tutti, questo sarebbe l'accordo, e poi quali sono le sue altre richieste, perché come vi dicevo impossibile per Israele, altrimenti sarebbe, diciamo così, come la previsione di un'altra strage, di un altro ingresso di massa, di un altro preparativo di guerra, di sterminio da parte di Hamas. Quindi la presenza di Hamas nella striscia non può essere accettata. Quindi vedremo adesso dove ci porta. Questo è lo stato delle cose. Io quello che devo dirvi la verità, a voi che siete italiani, che è una vergogna il modo in cui si comporta l'Italia in questa situazione. Non lo Stato si è comportato abbastanza, diciamo, in maniera molto ragionevole, dicendo che è riconoscibile uno Stato di Palestina soltanto nel momento in cui Hamas venga eliminato dalla gestione di questo eventuale Stato e nel momento in cui tutti gli ostaggi vengano restituiti. È già una cosa, si potrebbe discutere a lungo su questo, però è un punto di vista. Ma vedere le strade piene di questi giovani che sostengono la follia della flottiglia, che rompendo le leggi internazionali cercava semplicemente di aggredire in altro modo, in cui il cibo e gli aiuti alimentari non c'entravano nulla, un fronte di guerra, io la trovo una cosa che spezza il cuore. Ecco, devo dire la verità, vedere l'Italia in questo stato spezza il cuore. Ecco, ha visto proprio il lavaggio di cervello proprio per le giovani generazioni che sono imbevute, insomma, la violenza violenza. che porterà a delle situazioni come quelle di Manchester, in cui verranno aggrediti gli ebrei e rischiate lo spargimento di sangue anche in Italia. È una cosa Ecco. davvero E drammatica. certo, assolutamente agghiacciante, perché poi ovviamente riemerge così l'antisemitismo, si ricreano questi episodi purtroppo. Ma lei appunto pensa anche che magari quella parte del piano, a parte che ovviamente queste sono ore decisive, no, per capire e verificare se Hamas effettivamente poi mantenga fede a questa promessa, esatto. ma come vede anche poi quel punto del piano di pace proposto da Trump a proposito poi diciamo del programma di riforme che dovrebbe avviare la striscia di Gaza anche per la creazione di una forza di polizia palestinese in collaborazione con Giordania ed Egitto, quello che sarebbe il futuro. La vedo in prospettiva, la vedo Sì. connessa al tema della deradicalizzazione, perché quando qui si dice palestinesi, io non so quale sia la mitologia che ha pervaso queste folle, evidentemente è una cosa da ignoranti, ma il fatto di non sapere che i palestinesi hanno sempre respinto ripetutamente proposte eccezionali di 2 stati per 2 popoli, molto larghe da parte di Israele, non sapere che oppure sapere e approvare che Abu Mazen, che non è mai più stato rieletto negli ultimi 20 anni perché le elezioni sono state abolite, quindi qui si tratta appunto di un piccolo potere autoritario che uccide gli avversari, perseguita le donne, uccide gli omosessuali, insomma che viola tutti i diritti umani e che ha finanziato col famoso pay for slay tutto il terrorismo, nel senso di proprio pagare degli stipendi mensili alle famiglie dei terroristi in galera o di quelli uccisi, va bene, questa è poi una cosa di cui ha parlato tutto il mondo, tutti lo sanno, fuorché le piazze italiane piene di giovani che fanno sciopero a scuola in sostegno di che cosa? Di uno Stato che non esiste, che non è mai esistito nella storia dell'umanità, di un popolo che si è autoinventato, inventato da Arafat, che a sua volta era egiziano, in contrapposizione all'esistenza dello Stato di Israele, che invece ha sempre accettato la condivisione. Cioè qui c'è uno stravolgimento basilare, verticale della realtà, e quindi fa pena, fa paura, fa pensare appunto alla Germania nazista, in cui appunto c'erano le folle che inneggiavano a Hitler. Qui siamo un po' alla stessa situazione, ecco. E certo, con dei nazi islamisti. Ma dottoressa, veramente gli ultimi secondi, se può rimanere con noi anche per commentare, a proposito poi di menzogne e di falsità, questo scopo umanitario, perché qui
per esempio vedete, no, siamo a Sì. pagina 8 del Tempo, ma tante testate che lo ripropongono, il mistero su questo giallo degli aiuti della flottiglia, il video che è Ma stato che giallo? girato, Qui non c'è rilasciato da nessun Israele. giallo, perché anche se le barche fossero state tutte cariche di cibo, mettiamo per Esatto. assurdo, cosa che invece ormai si sa benissimo che non è, perché erano vuote, quindi sai, in Israele non si può mentire, non si mente perché l'opposizione è fortissima, ai suoi giornalisti, alle sue indagini, per cui se tu dicessi lì che la flottiglia non aveva cibo, immediatamente il giornale Haaretz, che è antigovernativo, di ultrasinistra, eccetera, scoprirebbe che invece il cibo c'era e se lo sbatterebbe sul viso. Quindi in Israele non si può mentire su nulla, non esiste, c'è una contrapposizione continua delle parti che viene a che deve per forza addivenire alla rivelazione della realtà, e lo sanno tutti benissimo. Detto questo, se anche quelle barche fossero state stracariche di cibo fino all'orlo, avrebbero tutte insieme potuto portare quanto a tonnellate, un numero pari a 15 camion. 15 camion sono niente rispetto ai 300-350 camion che Israele, tramite le sue vie, quelle ufficiali, ha riversato dentro Gaza quotidianamente. Lasciati poi lì per paura di Hamas che li aggrediva dalle organizzazioni onusiane, che non hanno spesso portato dentro i camion e li hanno lasciati lì a marcire, oppure i camion sono stati rubati, aggrediti, portati via con le armi in mano da Hamas, che ne ha riutilizzato il contenuto per fare altri accoliti, per pagare nuovi terroristi che divenissero parte del suo esercito. Questo è la storia vera, va bene? Su quelle barche non c'era aiuto umanitario, su quelle barche c'era una feroce negazione carica di menzogne che danno a Israele di stato colonialista, che non c'è nulla di più lontano. I colonialisti sono gli altri, perché Israele, cioè gli ebrei, sono l'unico popolo che è originario di quelle terre, che è sempre rimasto nonostante le espulsioni continue in quelle terre e che ha diritto a ritornare a quelle terre, così come gli italiani avevano il diritto all'Italia. Cioè, quando si dice tutte quelle stupidaggini sul messianismo, sono stupidaggini assolute. Il movimento che ha riportato gli ebrei in Israele è identico a quello che riguarda, non so, Mazzini e Garibaldi, cioè è un movimento di una nazione che ridefinisce la sua vita e i suoi confini all'interno della sua terra. Questa è la storia di Israele. Il colonialismo è un'invenzione, così come è un'invenzione il genocidio. Il genocidio, niente ci può essere di più lontano da quello che ha fatto Israele, seguitando per tutto il tempo a muoversi. Per quello la guerra è stata così lunga, con estrema cautela, va bene, per cercare, nonostante Hamas abbia proprio programmato la morte della sua popolazione civile come scudo umano, in modo da suscitare tutto il movimento che ha suscitato. Israele ha sempre fatto di tutto, fornendo aiuti umanitari, organizzando tendopoli fuori delle zone di guerra, dando acqua, medicine alla gente. Purtroppo si è trovata di fronte il peggiore di tutti i nemici possibili, un esercito di terroristi che purtroppo ormai con le loro idee che portano una guerra di religione totale non solo agli ebrei ma anche ai cristiani, hanno conquistato tutta questa popolazione palestinese, la quale, se chiedevi quando è che potrà partecipare alla gestione di Gaza, non solo a quella di Gaza, ma io dico in generale a quella di un eventuale futuro Stato palestinese, nel momento in cui finalmente si sia de-estremizzata, non sia più un mondo di estremismo politico e religioso che vuole la morte degli avversari. Questo è. Chiaro, chiarissimo. Grazie dottoressa Nires, noi continueremo ancora con lei, ma credo che poi lei sia impegnata, vero? Mi Io anticipava sì, anche devo per un'altra correre. intervista. Sì, la ringrazio Grazie. tanto.
Grazie Arrivederci. mille, allora dottoressa, grazie veramente per questa analisi e Sveva, io a questo punto mi rivolgo a te perché vedo che sono le 9 e a questo punto cosa dici? Break e poi mandiamo in onda l'intervista che abbiamo registrato a Luigi Barone e ci colleghiamo nel finale con Matteo Desio e Giuseppe Brienza, vero? Sì, facciamo uno stacco brevissimo. Grazie, grazie mille Sveva. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Di nuovo a te la linea. Grazie, grazie mille Sveva. E allora io direi a questo punto veramente di sentire, no, l'intervista a Luigi Barone che abbiamo registrato. Dicevamo, parliamo di elezioni regionali in Campania, ma anche decreto terra dei fuochi e anche manovra finanziaria, perché sarebbe giusto e ragionevole questa misura di comunque chiedere un contributo anche alle grandi banche che hanno registrato tutti questi utili e quindi perché le grandi banche possono partecipare poi anche allo sforzo richiesto in manovra economica. Allora Sveva, se sei d'accordo la facciamo sentire, poi finiti questi 20 minuti ci ritroviamo proprio per collegarci con Matteo Desio e Giuseppe Brienza. Allora oggi è in collegamento per noi di Radio Libertà Luigi Barone, ricordiamo coordinatore nazionale per la coesione territoriale e le ZES proprio della Lega Salvini Premier, già nostro ospite. Luigi, grazie per essere qui con noi, è sempre un onore e un privilegio averti con noi. Ciao Vittorio, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori e telespettatori. Grazie, grazie mille Luigi. Allora iniziamo subito a parlare ovviamente di elezioni regionali in Campania perché si avvicinano e quindi la domanda è quali sono le priorità che la Lega insomma intende rappresentare, perseguire, come si sta anche strutturando il partito sul territorio per questa sfida elettorale, soprattutto come si prepara invece il cosiddetto campo largo, in realtà insomma una sorta di campo minato, viste tutte le tensioni esplosive fra Fico e De Luca, ecco. Partiamo dal campo largo. Per dirla dei Magistris è un camposanto più che un campo largo. È una coalizione frantumata dove le diversità di vedute, dove le diversità interne sono tali e tante che pure se dovessero vincere, non vinceranno perché i campani non li faranno vincere, le difficoltà poi sarebbero davvero, davvero tante. Dall'acqua tra pubblica e privata ai rifiuti dei Magistri. Fico vorrebbe, ho citato dei Magistri per Fico vorrebbe addirittura includere il termorizzatore sul sistema di rifiuti alle idee diverse, sulle imprese, sul reddito di cittadinanza. Hanno diversità di vedute su tutto. Non c'è un argomento rispetto al quale la classe dirigente attuale del PD e i 5 Stelle possono trovare una convergenza. Ovvero l'unica convergenza è sulle culture, e sulla sedia e sulla superalta che sta sulle culture. Soltanto su questo argomento trovano la condivisione. Sul resto è molto molto difficile. Ma fortunatamente vinceremo noi, vincerà il centrodestra e quindi i campani non saranno costretti a subire le angherie e le difficoltà di un governo a guida 5 Stelle e PD. Assolutamente sì, e rimaniamo a parlare ecco di Campania perché insomma è arrivato questo via libera del Senato proprio al decreto terra dei fuochi, insomma poi questo testo che prevede la creazione presso la Presidenza del Consiglio proprio di un Dipartimento per il Sud e anche una stretta sull'abbandono dei rifiuti e noi ti ricorderai appunto ci eravamo occupati proprio di terra dei fuochi e ne abbiamo parlato anche con il senatore leghista Manfredi Potenti, ma anche con te avevamo affrontato questo tema qualche mese fa proprio perché avevamo commentato un articolo del Riformista che smontava questa narrazione apocalittica di Roberto Saviano a proposito proprio della terra dei fuochi, una narrazione che poi è stata anche contraddetta da dati scientifici. Guarda, allora, poi torniamo dopo che ne fatto una domanda anche sulla Lega, poi ci torniamo magari, che ho risposto solo al capo. Su Terra dei Fuochi già abbiamo affrontato l'argomento una trasmissione di qualche tempo fa, sempre con te. Sì, la narrazione è una narrazione particolare. I problemi ci sono, è evidente. Non possiamo dire che i problemi non ci siano, però non ci sono nella proporzione in cui qualcuno vuole far credere. Sappiamo soprattutto
o una certa sinistra ambientalista, però ci sono e quelli che ci sono vanno affrontati. E in questa direzione il centrodestra e la Lega soprattutto ha fatto sì che venisse approvato questo decreto di fuochi che aumenta le pene per alcuni tipi di reati, sugli spersamenti e su altre questioni di danno ambientale al territorio, e nello stesso momento vengono appostate risorse importanti per la bonifica e per il territorio. Qui sono argomenti utilissimi alla collettività che vive in quelle aree. Voglio ricordare aree geograficamente non immense, ma demograficamente ad altissima densità. Sono aree che in quella zona che arrivano a quasi oltre 1000 abitanti chilometro quadrato. Quindi è giusto che il governo e quindi il centrodestra abbia lavorato a questa norma per consentire a quei territori di avere risorse utili per le bonifiche e per gli interventi che servono, e dall'altro per fare in modo che chi scorrettamente va a fare sversamenti venga punito severamente. Poi è chiaro, potremmo stare una giornata intera qui a discutere di Terra dei Fuochi, da quando parte Terra dei Fuochi, chi ha spinto su Terra dei Fuochi, i danni che Terra dei Fuochi ha fatto all'economia di quel territorio. Però magari questo lo affronteremo in campagna elettorale rispetto alla sinistra, che piuttosto che tutelare e difendere il territorio fa di tutto per denigrarlo. Io sono invece per difendere la Campania, per fare in modo che la Campania migliori e per fare in modo che la Campania cresca, non per dire che la Campania va gettata via a mare, assolutamente no. Vorrei però tornare alla prima domanda che mi hai fatto, perché non è che voglio trascurare la domanda. No, la Lega sta facendo un ottimo lavoro, onestamente iniziato in Campania con la fase di commissariamento del vice segretario federale sottosegretario Claudio Durigon, che ha avviato un lavoro straordinario, partito che era onestamente in grande difficoltà organizzativa. Claudio ha avviato un lavoro straordinario, hanno aderito tantissimi amministratori, tanti bravi dirigenti, tanta società civile. Poi ha lasciato il testimone a Giampiero Zinzi, che è l'attuale coordinatore, che sta seguendo il percorso avviato da Durigon, un lavoro costante, quotidiano, importante, e stiamo facendo liste importanti. Avremo un risultato importante in Campania. Le liste che si stanno approntando, tutte le circoscrizioni all'interno da quella di Milano, sono liste con candidati della società civile, rappresentanti politici, professionisti, un mix di energie che possono dare un contributo importante sia in termini programmatici che in termini proprio di sviluppo. Aspettiamo ovviamente ad ore la investitura del candidato presidente per dare un ulteriore slancio alla coalizione. Per intanto però è ovvio che noi come Lega continuiamo a fare il nostro lavoro, quotidiano un certo silo sul territorio, perché posso dire senza tema di smentita che siamo l'unico partito ad interpretare in modo, diciamo, attento quelle che sono le esigenze delle collettività amministrative, perché abbiamo sottosegretari, abbiamo parlamentari, abbiamo ministri che venendo dal territorio, dalla stagione della Lega del territorio, sono capaci di dare le risposte che il territorio e i cittadini si aspettano. Parlo della sicurezza, parlo del lavoro con Claudio, parlo soprattutto delle infrastrutture. Voglio dire qui, Radio Libertà, che la Campania, ma il sud tutto, ma parlo della Campania, voglio stare alla Campania, non ha mai avuto nella storia repubblicana tante risorse al Ministero delle Infrastrutture quante ne ha avute con il ministro Salvini al MIT. Questo è un dato che deve far riflettere, perché se ci vuole un ministro che viene dal nord per farlo, avviare opere strategiche, allora ben vengano tutti i ministri del nord. In passato abbiamo avuto tanti ministri meridionali che alla fine non hanno fatto nulla. Io vengo dalla provincia di Breno, una provincia piccola delle aree interne della Campania, e in questo momento il mio territorio sta avendo risorse, ci sono in corso di realizzazione opere per oltre 2 miliardi di euro.
parliamo della Napoli-Bari, che avvicina Tirreno e Adriatico e collega le aree interne al Tirreno e all'Adriatico. Parliamo della diga di Campolattaro, che risolverà il problema idrico non solo a Provincia di Trento, ma anche a buona parte della Campania. E parliamo della Telesina, il raddoppio della Telesina, che interessa la provincia di Benevento e Caserta, in un collegamento tra la Napoli-Bari autostrada e la 1 Napoli-Roma-Milano. Dico questo per dire cosa? Che ovviamente il ministro Salvini ha un'attenzione particolare al sud, e di questo lo ringraziamo tutti come classe dirigenti e cittadini infinitamente. Chiaro, chiarissimo. E adesso con te, Luigi, Dico volevo questo però... perché ogni tanto se ne esce qualcosa, Vittorio. Lo dico per raccontare fatti concreti, ho parlato di nuovo in corso, perché ogni tanto qualche decina di sinistra se esce qualche dichiarazione, la Lega, non la Lega, no, la Lega oggi è un partito, e lo abbiamo visto con il buon risultato delle Marche, con il buon risultato che arriverà dopodomani dalla Calabria, e poi quello che ci sarà in Puglia e in Campania, è il risultato, la testimonianza del buon lavoro che fa la Lega sul territorio. E il capitano della Lega è Matteo Salvini. Giusto, giustissimo. E a proposito di Matteo Salvini, e così passiamo anche ad un tema, insomma, di politica nazionale, Matteo Salvini aveva rilanciato la proposta di un contributo da parte delle banche, e te ne sei occupato anche te, perché comunque hai spiegato che le banche negli ultimi 3 anni hanno registrato tutti questi utili, si parla di quasi 130 miliardi, hanno quadruplicato il loro valore in borsa. Insomma, sembra veramente una misura di buon senso, chiedere magari che chi ha di più possa anche partecipare di più, contribuire di più alla spesa pubblica, e quindi magari inserire questa richiesta di un contributo anche nella manovra che comunque il governo si appresta a far approvare. Una proposta di buon senso che tutti i partiti della coalizione dovrebbero sostenere, perché onestamente chiedere un piccolo contributo per il paese, per le famiglie, a chi ha fatto utili, ha beneficiato di utili per oltre 130 miliardi di euro, non credo che si sta chiedendo chissà cosa. E quindi spero che l'intera coalizione, spero che Forza Italia soprattutto, che assume troppo la parte della difesa dei banchieri e delle banche, possa tornare sui propri passi e sostenere quella che è la proposta giusta e corretta di Salvini, di recuperare un po' di risorse dagli utili delle banche per le famiglie, per le aziende, per le imprese. Così è come importantissima l'idea del ministro Salvini della pace fiscale e della rottamazione delle cartelle. Oggi chiedere a piccoli imprenditori che magari hanno cartelli settoriali di 20.000 euro di pagarli in un'unica soluzione, o impedire a questi imprenditori di attingere a finanziamenti perché magari dai terminali la loro, tra virgolette, finita fiscale o bancaria non risulta pulita, è un danno che si fa all'economia del paese. Invece consentire a questi imprenditori o a singole famiglie di poter spalmare il debito che hanno dello Stato in 10 anni senza interessi è un aiuto alle famiglie. Attenzione, significa far fare cassa al paese, perché oggi se tu chiedi 50.000 euro all'imprenditore che non ce l'ha, non te li dà, gli puoi mandare quante lettere che vuoi tu, gli puoi mandare quante lettere verdi che vuoi tu, ma se non ce li hai non te li puoi dare. Se a quell'imprenditore gli dici io ti tolgo gli interessi, mi dai solo il capitale di 20.000 euro, me lo dai 20 anni, quello te lo paga, e quello è un gettito per le casse del nostro paese, è un gettito per le casse dello Stato italiano. Invece una certa sinistra, e purtroppo questo anche una parte magari della nostra coalizione la vede diversamente, ma spero che la sinistra non ho speranza, perché la sinistra fa danni al paese, non ho speranza, ma spero che una parte della coalizione che su questa proposta insomma non è molto d'accordo, spera che si possa ravvedere e sostenere, perché ripeto è una proposta utile alle famiglie, alle imprese e anche alle casse dello Stato Italia. Quindi credo che sia la vicenda delle banche e sia la questione delle cartelle sono due proposte strategiche e importanti
del ministro Salvini per le famiglie e per l'Italia. Su cui poi si è espresso favorevolmente lo stesso ministro dell'economia, ovviamente leghista, Giancarlo Giorgetti, ha detto assolutamente doveroso questo contributo. E poi dicevo invece, ecco, con te per chiudere, no, pensavo una domanda su di noi, sulla nostra grande festa che è stata a Pontida, questo raduno, e lì addirittura abbiamo visto uno strepitoso Matteo Salvini che, nonostante le coliche renali del sabato mattina, poi è venuto lo stesso sabato pomeriggio già sul Pratone per incontrare la Lega Giovani, e poi l'intervento, tu prima lo citavi, del vice segretario federale Claudio Durigon, che ha dichiarato di aver firmato proprio la Carta della Lombardia, ecco, ritenendola un modello di un buon governo per tutte le regioni, anche per quelle del sud. Ecco, come è stato, come l'hai vissuto questo raduno, cosa ha significato anche per la Lega Campania? Pontida qualcosa di straordinario. Io, ritornato da Pontida, ho detto ai miei amici, anche professionisti che non fanno politica, ho detto guarda, l'anno prossimo dovete venire anche voi a Pontida, perché Pontida ti fa capire che cosa è la militanza vera, ti fa capire che cosa è un evento per chi crede in un partito. E credo che oggi sia l'unica festa di partito di quelle dimensioni vera in tutto il paese. Perché prima magari c'erano le feste dell'unità, oggi le feste dell'unità sono le feste dei radical chic, una sinistra radical chic che chiama il cantante di grido, che magari va a mangiare un piatto, che ne so, non so di cosa, ma che magari è legato ai radical chic. Pontida invece è la festa del popolo, è la festa di chi ci crede, è la festa di chi crede davvero nella militanza. Quindi ho detto ai miei amici che l'anno prossimo dobbiamo organizzarci ancora di più, perché voglio farvi vedere che cosa è Pontida. Beh, Matteo è straordinario, insomma. Abbiamo visto le sue performance anche del sabato pomeriggio, all'incontro con i giovani, nonostante avesse avuto le cose, nonostante avesse acconciato diciamo, il rinvio di tutti gli appuntamenti del sabato, ha dovuto essere lì a Pontida presente con i giovani, così come l'intervento sul sabato, con un po' di tutti, del vice segretario Federico Ricorda, degli altri vice segretari, dei governatori, dei ministri. La Carta della Lombardia, ma onestamente, ma come si fa a dire che non va bene il modello Lombardia o il modello Veneto, ma parliamo della Lombardia, che è un'eccellenza del governo del paese? Dovremmo guardare tutto con attenzione. Ma se c'è una squadra di calcio che funziona bene, dal punto di vista del play finanziario, dal punto di vista della squadra, qualcuno può dire, possiamo dire che magari abbiamo una fede calcistica diversa, ma non possiamo dire che non va bene. Ad esempio, io sono tifoso del Napoli, non me ne volete, tu che sei tifoso milanista. Sì. Però il presidente Laurentiis sono le squadre che conti l'ordine, che ha vinto lo scudetto, che è in Champions, che corre ancora per vincere lo scudetto, tanto di cappello De Laurentiis è una società calcionata. Poi magari può avere una fede diversa, ma non mi puoi dire che quel modello non funziona. La stessa cosa per la Lombardia. La Lombardia è un modello di buon governo per tutti. Poi magari quello di sinistra è un modello, però non voto la Lega, non voto il centrodestra. Ci può stare, ma non mi puoi dire che non è un modello solo perché politicamente non condividi. Questa è la struttura di una certa sinistra e purtroppo anche di qualcuno della nostra parte. C'è la Lombardia e il Veneto, sono modelli di buon governo. Funziona la sanità, funzionano i politiche sociali, funzionano i trasporti, ci sono le infrastrutture. Io più volte nei mesi scorsi ho fatto dei paragoni dei costi tra la regione Campania, intesa come ente regionale, e la regione Lombardia. Guardando i costi, prendendo da dati ufficiali, non dati campaniani, vedevo delle strutture, tipo la Campania spende il doppio del servizio, dei servizi di trasporti, ma dove la qualità rispetto alla Lombardia è la metà, è un cinquantesimo dei servizi. E allora com'è possibile che la Campania spende più del doppio della Lombardia nel costo del servizio pubblico e non c'è i servizi? C'è qualcosa che non va nel modello di guida d'ente regionale. E perciò quel modello, bene ha fatto e bene ha detto il segretario non ricordo, un modello al quale tutti guardiamo rispetto e lo studiamo tutti. Anzi, il nostro impegno è quello di trasferire
quel modello, l'impostazione di quel modello nelle regioni meridionali dove noi speriamo di governare a breve. Io parlo della Campania, ma spero anche della Puglia. Questo è il nostro interesse. Il modello della sanità che funziona, le liste di attesa in Lombardia che sono brevissime, in Campania stiamo a mesi e su alcune visite ad anni. Questa è la differenza. La differenza sulla realizzazione delle opere, sui tempi di realizzazione, purtroppo sulla qualità di una certa classe dirigente. Questo è innegabile, non possiamo dire una cosa diversa. Qua non è una questione di colore politico, certo io sono della Lega e faccio il tifo per il mio partito e faccio di tutto affinché il mio partito cresca e vinca tutti gli appuntamenti. Però poi parliamo di modello di governo guidato dalla Lega, è un modello di governo, è un modello di governo che ci invidiano in Europa, ci invidiano nel mondo per il PIL della Lombardia, per ciò che fa la Lombardia, per le strutture sanitarie della Lombardia. Vale anche per il Veneto questo, e spero che a breve si chiarirà anche la vicenda delle prossime ore del nostro candidato presidente del Veneto. Cioè, dove si governa bene, bisogna andare avanti con quel buon governo, non può essere messo in discussione. Torno alla Campania, se c'è stato un malgoverno di 10 anni, è chiaro che l'obiettivo è cambiare questo malgoverno. Parlo dei rifiuti, parlo della sanità, parlo dei trasporti. Tu pensa che i sondaggi sulla Campania, alla domanda ai residenti in Campania, per te, qual è il problema principale in Campania? Tu pensi che la sanità ha superato il tema lavoro? Cioè, alla domanda ai campani, tu per te qual è il problema più sentito? Oltre il 50% ti risponde la sanità, perché abbiamo, caro Vittorio, il pronto soccorso. Se oggi purtroppo un benedettato, un napoletano, si sente male ed è costretto ad andare al pronto soccorso, rischia di rimanerci per 3 o 4 giorni senza essere seguito adeguatamente. Attenzione, e questo non è colpa del personale medico, paramedico, il personale sanitario. È un personale che fa un lavoro enorme, spesso senza strumenti, spesso per 24 ore, è la responsabilità del governo regionale di centrosinistra, di un governo che non si è attrezzato per dare risposte né al personale né agli utenti, perché tanto di cappello al personale, un personale che è sottodimensionato, spesso sottopagato, spesso costretto a turni massacranti, ma la colpa è della politica, la colpa è di chi guida questi processi, nel caso specifico della sinistra, perché bisogna dirlo ad alta voce, perché spesso si confonde con le vicende delle responsabilità del governo nazionale. La sanità è responsabilità del governo regionale, responsabilità delle regioni. Quindi se i campani non funzionano è colpa della sinistra e del PD che governa da 10 anni. Questo è un fatto acclarato, vero, verità assoluta, perché spesso si cerca di proporre il ministro della salute, al governo Meloni, alla Lega, l'autonomia. L'autonomia non c'è. Io spero che arrivi l'autonomia, spero, così vediamo la capacità della classe dirigente, spero che arrivi quanto prima, ma oggi non c'è. E quindi se oggi la sanità non funziona, se oggi i trasporti non funzionano, la colpa non è dell'autonomia, non c'è. La colpa è di chi è al governo e non sa governare. Tu pensi che noi abbiamo una ferrovia, la Benevento Napoli via Valle Caudina, una società regionale. I lavori iniziati nel 2021, 40 km di rete ferroviaria da ammodernare, i lavori ancora non si completano. Invece il Ministero delle Infrastrutture con RFI sta facendo miliardi di lavori che sono partiti dopo, una rete ferroviaria nuova e un piccolo tratto tra Benevento e Caserta già è in uso. I treni già camminano sui binari nuovi. Questa è la differenza tra chi sa governare, chi fa in modo che i lavori procedano speditamente e che vengono fatti bene, e chi non lo sa fare, i lavori non si fanno, magari ci sono anche ruberie, non so se ci sia o non ci sia, però c'è qualcosa che non fa. Ma la colpa è della sinistra che non sa governare. Chiaro, e allora veramente speriamo che ci possa essere una svolta, che anche gli elettori campani lo capiscano, e quindi veramente Luigi un grandissimo in bocca al lupo a tutta la Lega Campania per questa campagna. Grazie, un abbraccio Vittorio, grazie, un saluto a tutti i telespettatori e telespettatori. Sì. Grazie per essere stato con noi e speriamo insomma prossimamente, e ancora questo grande in bocca al lupo. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio, ci sono già i 2 ospiti.
Pier Vittorio, ci senti? Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Ecco, mi senti Sveva? Mi sentite adesso? Sì, sì, ora ti sento, grazie. Perfetto. E credo anche adesso abbiamo cambiato un attimo le impostazioni, tuttora. E allora, se mi sentite io saluto e ringrazio subito i nostri ospiti, cioè Matteo Desio e Giuseppe Brienza. Mi sentite? Certo, Sì, buongiorno Pier, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie per averci. Grazie veramente per averci raggiunto, anche se all'ultimo, scusateci che avete visto poi alla fine abbiamo stravolto oggi un po' il palinsesto, ma per commentare la notizia del giorno e quindi abbiamo modificato, però Giuseppe vengo subito da te perché è urgente parlare di questo disegno di legge del ministro Valditara, proprio lo dicevamo per arginare questa deriva ideologica, tu l'hai commentato anche su Corrispondenza Romana, hai citato anche giustamente quella dichiarazione del Dicastero per la dottrina della fede, cioè Dignitas Infinita, attenzione a tutti i rischi connessi alla teoria gender. Certo, si va finalmente sul concreto da parte del governo perché non c'era un disegno di legge, quindi una legge che imponesse ai presidi o ai consigli di istituto di sottoporre i bambini anche molto piccoli a proposte extracurriculari, cioè che vanno al di là del programma ministeriale, che toccano però argomenti sensibili, no? Come quelli che chiamano con parole, diciamo così, di copertura, tipo contro il bullismo o l'affettività, ma poi in realtà sono in pratica messaggi ispirati alle teorie del gender che vogliono o negare la identità maschile e femminile, quindi l'identità fluida, oppure imporre, diciamo, una sperimentazione della sessualità prematura, o comunque ideologie e tesi che non sono conosciute proprio dai genitori, che si trovano magari un messaggio su WhatsApp o quando c'è con parole che non si capisce niente, e poi magari si ritrovano i propri figli disorientati o comunque usati come cavie ideologiche, no? Il disegno di legge è il 2423, è ancora in discussione alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. È importante perché è un disegno di legge di iniziativa governativa ed è chiaramente presentato dal ministro Valditara, che ne ha parlato sabato 26, venerdì 26 settembre a Roma, proprio presentando la rivoluzione del buonsenso a scuola, anche il suo ultimo libro che è stato pubblicato da Guerini. Che cosa introduce questo disegno di legge? L'obbligo per le scuole di richiedere un consenso informato che però sia scritto e preventivo, cioè non dopo o durante l'iniziativa didattica della scuola, prima di avviare appunto progetti su argomenti che possono impattare sulla sfera personale più intima e delicata dei minorenni, come abbiamo detto, che sono l'educazione alla sessualità o l'educazione affettiva o l'identità maschile e femminile, che sono appunto molto implicate nella teoria gender. Assolutamente sì, Giuseppe. Poi dicevamo anche con te che il tema lo dobbiamo approfondire, lo riprendiamo ovviamente sabato prossimo, abbiamo detto queste modifiche di palinsesto, anche perché purtroppo sappiamo questi scandali che accadono, no? Avete tutti sentito la notizia di qualche giorno fa, Tempi l'ha rilanciata con questo titolo: La violenza del dogma queer sui ragazzi, lo scandalo dei campi estivi nei Paesi Baschi. Adolescenti costretti a nudità di gruppo e docce miste con gli adulti in nome della lotta agli stereotipi, e poi presunte molestie ignorate, denunce insabbiate. Ma allora, ultimissimi secondi, Matteo, vengo da te per chiederti ovviamente un tuo giudizio flash su questa svolta, l'accettazione da parte di Hamas sul piano proposto da Trump, che tanti a sinistra dicevano ma cosa vuole realizzare Trump? Figuriamoci se Hamas aderirà. E a questo punto anche te come ti prepari per lunedì? Immagino per il tuo programma, no, te la rido io l'America, sicuramente seguirà l'evoluzione di questa vicenda, di questa proposta.
Esatto. E quindi diciamo che alla fine le proposte e le risoluzioni per i conflitti sono arrivate nelle sale diplomatiche, insomma, nelle riunioni delle persone che contano e non per proteste esagitate. Quindi questo è da tenere in considerazione e soprattutto speriamo in futuro che quando i tanto decantati leader della sinistra e quindi dell'Europa simpatica, brava e buona si schierino contro Donald Trump, capiscano che in realtà loro, appoggiando lo Stato della Palestina a caso, senza un piano dietro, senza una struttura per queste, ogni volta, per questi appoggi, per questi riconoscimenti, capiscano che forse sbagliano e che forse magari la destra cattiva, ignorante, magari qualche volta ci azzecca. Assolutamente sì, e si conferma anche quello che aveva detto proprio Matteo Salvini, cioè le speranze di pace possono venire dal pontefice, possono venire da Trump. E a proposito di pace, io adesso, ecco, in questi ultimi secondi vi saluto con il ricordo di un grande santo della pace. Oggi 4 ottobre, Matteo Salvini sul suo profilo Facebook l'ha appena rilanciato, San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, simbolo di pace e fraternità. Lo ricordiamo, San Francesco d'Assisi, quindi auguri a tutti Francesco, ovviamente il più italiano tra tutti i santi, il più santo fra tutti italiani. Nella giornata a lui dedicata, scrive Matteo Salvini, ribadiamo con forza il nostro no ad esercito europeo, all'invio di soldati italiani in Ucraina o in Russia e il sì alla diplomazia, al piano di pace di Trump per Israele e Gaza. E allora, scusateci Giuseppe e Matteo che abbiamo dovuto fare tutto di corsa, Non ci c'è ritroviamo problema. sabato prossimo con calma. Grazie a te Sveva per la pazienza. 9:32, io ringrazio tutti voi per i vostri messaggi e ovviamente buona continuazione qui su Radio Libertà. Buon fine settimana. Grazie a tutti. Avete ascoltato la rassegna stampa.